Ben ritrovati sulla Maddalena TV, stasera ci troviamo al Mercato Civico, sono in compagnia di Luciano Dessì, si è appena concluso il Festival Maddalenino, com'è stato, com'è andato? È andata molto bene. Tieni presente che noi facciamo le serate in Piazza di Chiesa, l'ultima volta erano 700 persone, fra seduti e in giro. Qua oggi eravamo su 150-200, non lo so. Detto questo, a me piace farlo anche per 150 persone. L'avrei fatto anche per 30 persone, perché ho un modo di fare le cose che mi piace, come essere al bar, sbaglio il nome, però è così, non si prepara mai niente, io non preparo niente, invento al momento, so molte cose di Maddalena, però a seconda del momento dico e quindi qualcosa, come si dice a Maddalena, qualcosa la sbucchio, perché succede. Giusto, e tu sei un grande maddalenino e ti voglio chiedere proprio quanto è importante secondo te portare avanti e promuovere la nostra storia, la nostra cultura in serate del genere? Lo trovo molto importante perché vedi che io poi racconto di personaggi, certe volte non posso fare il nome, quando faccio i nomi vado a chiedere il permesso. Se in quella famiglia sono morti tutti non chiedo niente e le racconto. E ci sono tanti aneddoti perché Maddalena era molto ironica, il maddalenino era ironico, era sì, così, dava delle frecciate, delle cose, e io frequentavo bar di un certo tipo che mi piaceva, è là che conosci le persone, no? E quindi mi piace raccontare e vedo che le persone si divertono, è la fascia della mia età, è un pochettino più sotto, un pochettino più alto, però tutto sommato piace, sono contento, anche la musica è di buona qualità. Sì. Non so se hai visto il corso, l'abbiamo portato perché vogliamo sempre più legare questo discorso, era bravissimo, molto bravo, e quindi è stata una bella serata, siamo contenti. E alla luce di questo ti chiedo, secondo te la nostra cultura, la cultura maddalenina e isolana si sta un po' perdendo con noi giovani oppure è ancora, diciamo, fortissima? Si sta perdendo perché sono sempre meno, allora tanto il dialetto non è più quello, già di 20 anni fa che io, ci sono delle parole certe volte, vado in posti e uso dei termini che per me sono normali e vedi che la gente non li capisce bene, ma d'altra parte è un segno dei tempi. L'importante è portare avanti, raccontare delle cose, cercare di rimanere legati al territorio, perché è stata un'isola che negli anni 60 io suonavo allora, avevo un complesso, era viva, sale da ballo erano 3 o 4, si andava al circo ufficiale, era anche una città più ricca, questa è la verità. Però le cose cambiano, dobbiamo impegnarci per tenere vivo l'ambiente. Io ti ringrazio Luciano, grazie mille, grazie per l'intervista. È stato un piacere, ma figurati.